Questo servizio è offerto da I was down to zero, still an unsung hero, waiting for my ship to come ashore. I stood empty-handed, like a seagull stranded, watching all the other seagulls soar. I was slowly losing hope, twisting frayed ends of the rope in a suicidal fantasy. I was going to extremes, losing sight of all my dreams again. I never thought I'd win. I was blinded by the pain, running wild through the rain in a parody of ecstasy. I was inches from the edge, fingers clinging to the ledge again. I never thought I'd win. Win in the end. I'm gonna win in the end. Win in the end. I'm gonna win in the end. Got to keep my cool. I'm not the fool everyone expects to play me for. Watch me change the pattern, steal a ring from Saturn, forge myself into a man of war. I'm equal to the task, I won't hide behind a mask. What you see is what you'll get from me. I'm stronger than they think. They can force me to the brink again. But now I know I will. Win in the end. I'm gonna win in the end. Win in the end. I'm gonna win in the end. I was still the thunder, rolling out from under every cloud that's flashing in the sky. Like a true defender, I will not surrender. Why should I lie down for them and die? I am equal to the task, I won't hide behind the mask. What you see is what you'll get from me. I'm stronger than they think. They can force me to the brink again. But now I know I win. Win in the end. I'm gonna win in the end. Win in the end. I'm gonna win in the end. Win in the end. I'm gonna win in the end. I'm gonna win in Palla del Treviso sulle linee di metà campo, pallone adesso per Guercilena che guizza ancora. Guercilena entra in area il Toso, entra in area, il tiro, rete, gol, gol, gol del Toso, Treviso in vantaggio,
quando siamo al 34esimo minuto. Treviso in gol! Gol del Treviso! Gol del Treviso! Rete che ha segnato il Treviso al 35esimo del secondo tempo, Guercilena. Fantastico, Treviso in vantaggio. Che lo batte Marchiori, la mette in mezzo. Pallone per Garbuio! Garbuio! Il bombe! La messa Garbu! 2-0! 2-0! 2-0! E andiamo! E andiamo! E andiamo! Corner battuto, spazza Marchiori e si alza, adesso il pallone controllato da Guercilena, attenzione, può scattare in contropiede, Banzato, vai Banzato, ancora Banzato, la dà a Guercilena, il tiro, rete, anzi, è lui, Giacomino Seno, 3-0, punto a partita, andiamo a Berlino, siamo in finale, 3-0 per noi, 3-0, Giacomo Seno, l'ha messa lui, il figlio d'arte, grande Giacomino! Facciamolo bene tutti assieme. 3!
L'hai vinta qualcosa anche tu come tuo papà, eh? Hai visto che alla fine ho vinto anch'io? Cinque, mister! 5. Grandi Fioi! Grandi! Ninja! Oh! Qua raga, tutti qua! Tutti qua! Dio buono! Adesso smuca! Allora press! Dopo! Dai, oh! Aspetta! Allora, Rosy, dai! Prima botta calda! Sì! Marchio! E allora? Lascia stare. Adesso devi Basta, parlare. vecchio. Fammi recuperare, basta. Dai, Pego, due parole. Forza Treviso! Quanto te la stai godendo? Bene, sono contento. Avevamo un obiettivo e l'abbiamo portato a termine, sono veramente contento. Ora vado a festeggiare con i ragazzi, sono contento veramente. Toso. Intervista in bergamasco. Vai. Fuori legge. Allora Tobia, dai. Alla grande, vecchio, ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Sì. Forza Treviso, diglielo. Dai. Forza Treviso! Aspetta, dimmelo bene Giovanni. Forza Treviso! Grande. Allora Matteo, è l'ultima sul serio. Sì, penso proprio di sì, dai. Almeno ci avrò sicuramente un bel ricordo se questa sarà l'ultima, perché è bella cornice di pubblico e una piazza importante come Treviso, è una vittoria, quindi si potrebbe anche chiudere qua, dai. Senti, meritato tutto quanto? Sì, meritato. Peccato non dobbiamo nasconderci dietro a questa Coppa Italia per il campionato che abbiamo perso, peccato, però primo anno di Visentin, un secondo posto che prenderemo domenica e la Coppa penso che non è male, insomma. Allora, meritatissima questa grande vittoria di gruppo. Abbiamo vinto contro una buona squadra e siamo contentissimi con un pubblico del genere, era impossibile perdere oggi.
un grazie al gruppo, un grazie al mister e adesso andiamo a festeggiare. Senti, te l'aspettavi di arrivare qua a Treviso a essere così determinata? Hai segnato sempre e decisivo. No, beh, sinceramente di fare una bella stagione me l'aspettavo, però non così, e arrivare in finale di Coppa e vincere con questa maglia è veramente importante per me. Grande Garbu. Grazie. Dai, esterna tutta la tua soddisfazione. Sono felicissimo, però dopo finita la premiazione voglio fare un discorso per ringraziare tutti quanti, quelli che ci hanno portato in questo traguardo. Senti Press, torniamo indietro di un anno esatto, girati, guarda, te l'aspettavi? Questo è il risultato di un bel lavoro, ma è un bel lavoro fatto da tutti, anche chi non c'è qui e che mi sento di ringraziare in questo momento. Comunque vada, grazie a tutti, grazie. Allora, cosa mi racconti? Adesso intervista in brasiliano, dai. Tutto brasiliano adesso, è buono, contento per aiutare il Treviso a essere campione, questo è importante, essere campione e andare a su. Senti, non hai giocato tanto, però quando hai giocato hai fatto gol importanti. È vero, gloria a Dio, ringrazio a Dio per aiutarmi sempre quando ho bisogno. Senti, dedichiamo alla moglie il successo. Sì, un bacio per mia moglie e per mia figlia che sta vedendo questa partita. Allora, siamo qua in compagnia col vero artista della squadra ed eccolo qui il nostro barbiere Giacomo De Marchi. Allora, quanto sei contento? No, non ci sono parole per descrivere questo momento. Poi qua a Treviso è tutto speciale, tutta una favola. Andiamo con uno dei più bei ragazzi dello spogliatoio, Giacomino Seno. Allora dai. Non hai magari giocato tantissimo, però sei stato determinante soprattutto in semifinale. Facendo il gol. Anche tuo, dai. Facendo il gol abbiamo dato un buon contributo, dai. È una vittoria di squadra e sì, siamo felici di averla raggiunta. Allora mister, torniamo indietro nel 92, quando hai debuttato con questa maglia e oggi la porti in eccellenza alla squadra. Una gioia incredibile, il mio primo trofeo da allenatore importante nella mia città, per questo pubblico lo dedico veramente alla squadra e a tutti loro lo meritano, ci hanno seguito dall'inizio fino alla fine, tutto merito loro e della squadra. Dai Ninja, ti lascio il microfono, divertiti. Cosa devo dire? Quello che vuoi. Grande vittoria, sono contento, se passa un cazzo. Sì! Tito. No, diciamolo, chi è che ti ha toccato i coglioni prima della partita? Stan, il nostro dentro stampa, anche a lui un buon ringraziamento e mi ha toccato le palle tutte le partite di campionato. Numero uno. Tito, dai, due parole, dai. È tanti anni siamo che insomma, felici. Aspetta, mettiamoci a favore di luce. No, sono felice di questa vittoria, mi spiace per il campionato, però punteremo fino alla fine a fare anche gli ultimi 3 punti in campionato. E un augurio a tutto lo staff, giocatori, presidente e compreso te Stene, perché ci sei stato fino alla fine. Grazie. Non per i coglioni, Che vado subito a venderla. La prima
Sì. Qua. Fammela fa. Vai che ti riprendo, aspetta. Ci sono. Daga Moreno. Daga.